Siamo preoccupati per il futuro della sanità veneta perché l'attuale tariffario regionale è datato 2004, quindi le tariffe dell'attività convenzionata sono ferme da 20 anni. I medici radiologi del Veneto che operano nelle strutture private accreditate in regime di convenzione col Sistema Sanitario Nazionale esprimono preoccupazione per i paventati tagli all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Nazionale. La Regione per fortuna ha prorogato l'attuale tariffario fino al 31 di marzo, ma ci sono grosse incognite dal 1 di aprile, perché la Regione dovrebbe attivare il tariffario nazionale, che comporta una riduzione dal 30 al 50% della maggior parte delle attività convenzionate. Di conseguenza Ci saranno grossi problemi per le strutture che devono rivedere gli organici e modulare l'attività, e soprattutto ci sarà un disincentivo per i professionisti medici e con un inevitabile allungamento dei tempi di attesa, e questo non lo vogliamo assolutamente. Quindi ci sarà un disincentivo al personale medico per fare queste prestazioni, con un allungamento dei tempi di attesa, cioè si faranno pochissime prestazioni in convenzione e si tenderà a portare le prestazioni nel privato, e questo non lo vogliamo. a oggi il tariffario in Veneto ha garantito standard qualitativi elevati, integrando le tariffe a proprie spese, ma se dal 1 aprile cambieranno le regole ci saranno conseguenze pesanti. Le strutture accreditate, infatti, erogano fino all'80% delle prestazioni in regime convenzionato, permettendo a un'ampia fetta di popolazione di accedere a diagnosi e terapie con impegnativa. Se non si troverà la soluzione entro fine marzo, molte di queste prestazioni di grande rilevanza e alto costo, come ecografie, TAC e risonanze magnetiche, che hanno già subito una riduzione dal 30 al 50%, potrebbero diventare inaccessibili a molti pazienti. E c'è già chi sta mettendo le mani avanti, avvisando gli utenti. Da qui l'appello dei medici radiologi. La Regione continui ad integrare, come ha fatto finora, il tariffario nazionale per garantire l'eccellenza sanitaria del Veneto, soprattutto sull'attività convenzionata, e per continuare a fornire i servizi alla popolazione.